Da una parte c'è la storica lotta per raggiungere i playoff di Serie A2, dall'altra la grande voglia di non retrocedere e provare a giocarsi le ultime chance per agguantare i play-out. Se aggiungiamo che si tratta di un derby, il quadro è uno solo: spettacolo ed emozioni forti. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sestu, dove tra pochi istanti si giocherà il recupero della 17ª giornata del campionato di Serie A2 tra Città di Sestu e Leonardo Calciacinque. Sono già schierate in campo. E allora, eccolo qua, il primo possesso da parte di Città di Sestu. Prova il passaggio ancora lungo, il tiro. Larga per Accolin. Jota. Finta il tiro, rientra sul sinistro, lo fa partire. E allora, è ancora Jota, pallone in mezzo per Accol. Prova dalla distanza ancora Jota. Fa girare il pallone, ancora Acco si sgancia proprio Tidu, arriva il pallone per Ezzi con il diagonale dal limite dell'area molto defilato, palla all'indietro per Asquer, da Ezzi poi recupera il pallone Città di Sestu e allora Renan prova a mettere il pallone per Lamas ancora con il destro e c'è il gol del Città di Sestu con Nicolas Lamas. Pallone sempre largo per Lamas, grande diagonale, ancora lo scambio, il pallone è ancora sui piedi il numero 10, grande azione, il tiro deviato dal... fa provare il destro, il sinistro dalla lunga distanza, che scarica in mezzo per Davison, fa vedere Acco, lo trova con un tiro che va a segno, il gol di Acco per rimettere tutto in parità. Casu, è rientrato anche il numero 8 della Città di Sestu, va da solo Jota, prova il gioco di gambe, si ferma, da in mezzo e c'è la rete di Jota. 1-2 micidiale della Leonardo. Suoi, Renan per Cau, all'indietro a Casu, prova il tiro dalla lunga distanza con Lamas. Prova Nicolas Lamas da lontano. È per questo che si è arrabbiato il portiere della Leonardo e adesso sbaglia. Ancora Jota, prova il tiro. Allora Ezzi che parte da solo, contrastato da Cau, va da solo Ezzi, grande parata di Fabrizio Zanatta e Lazio. E allora prova Jota dalla distanza, bravissimo Zanatta, l'estremo difensore del Città di Sestu, che adesso prova con Lamas con un pallonetto. Ancora con Renan, prova l'1-2, va da solo Lamas, ancora da solo, grande respinta da parte di Lecca. Per Jota, il pallone per Davison, controlla con l'esterno, dall'indietro per Panucci, il destro, dalla distanza, allora Zanatta a respingere, allora Davison, terzo gol, allora Davison prova a far partire il sinistro, Zanatta dice di no, con il corpo si libera, prova il tiro, poi prova anche il tentativo di Azzeni sotto porta a tirare in porta. Così è con il tocco in mezzo. Si fece parte la finta di Cau, prova Lamas. 2-2, grande gol di Nicolas Lamas. Pallone, e allora Davison mette dalla parte opposta. Lo tiene Bueno, lo dà a Cau e da solo Bueno mette il pallone fuori. Largo per Cau, la mette in mezzo per Renan. Lamas, e Lamas che va a segno. 3-2, grande azione di contropiede. Acco prova lui mettere in mezzo e poi Panucci per Jota. Prova dalla distanza Jota, respinge Zanatta, che sbaglia però lui il passaggio, il tiro di Lamas con il pallone che entra in rete e fa 4-2 Sestu. Secondi, resta in zona d'attacco, allora Epire che va da solo, porta sguarnita e la mette dentro Renan con il gol del 5-2, che vuol dire incontro per Città di Sestu. In contropiede
Renan da solo. Lasciano finire gli ultimi secondi con i giocatori che si complimentano in campo. Grande sportività tra le due formazioni in campo.